lei in quel momento stava pulendo i vetri, mi hanno detto, oppure mi sbaglio? Io guarda, c'è ancora fuori il mio sgabellino, ma per fortuna il cielo ha voluto che la signora entrasse dentro e come l'ho seguita abbiamo cominciato a sentire tutti questi tafferugli e ho chiuso la porta, io e la signora eravamo dentro. Quindi vi siete barricate? Sì. Questa è la testimonianza telefonica rilasciata all'ANSA da Lorenza, la banconiera del Royal Bar di Via Carducci, che ha vissuto sulla propria pelle i momenti della rissa con le spranghe prima e della sparatoria poi. Io ho visto persone che si davano botte con spranghe, bastoni, tavolini, si tiravano tavolini in schiena, c'erano delle all'inizio prima si sono menati qua davanti, diciamo, si sono dati botte qua davanti, c'erano persone a terra e continuavano a dare botte, poi c'è stato un momento in cui sono andati via e dopo sono ritornati, ho sentito lo sparo, ho visto la pistola, tra l'altro avevamo anche un bossolo qui davanti. No. E niente, io ho chiamato il 112. Un episodio di cronaca mai visto a Trieste in un sabato apparentemente tranquillo di fine estate. L'unica possibile avvisaglia in quella parte centralissima della città era il tipo di frequentazione di quel bar a fianco di quello dell'intervistata, il Carducci Caffè. No, il bar qua a fianco, diciamo, dove c'erano le persone in questione, è un po' più frequentata da quella tipologia di gente, però insomma fino a questo punto non era mai successo nulla di simile. Come è stato già detto, Kosovo, Serbia, penso, quelle zone lì, i tratti erano erano presso più simili operai che andavano al lavoro, quindi chi vestiti con i soliti, diciamo, vestiti da lavoro, ho visto mazze da baseball, ho visto spranghe. Poi le parole di un altro testimone, il titolare di quel chiosco piazzato proprio al centro della scena del crimine, quello che un tempo ospitava un'edicola ed ora offre invece bigiotteria etnica. No, l'ho visto uno gruppo stamattina è venuto per bere caffè al bar cinesi e l'altro è venuto con macchina, una frigone, due macchine, se l'ho cominciato a piccare. Non ho niente di parole, sono venuto per fare casinato. E picca tante persone, dopo cappa via, due cappate via con frigoni e dopo è rimasto, mi pacca la mia vitrina là davanti ai cinesi e così. Colpi di pistola? Sì, sì. Lui c'era una uomo grossa, ha portato le pistole. Sì, colpi di pistola, l'ha detto, ho sentito i colpi di pistola, poi non ho capito, due persone sono state portate via con un furgone. No, una dell'autista, una di pistole, non è guidato, lui è andato con l'altra persona, cappata via frigone bianca.